Latina. C'è una caratteristica importante di questa silloge poetica. Questa silloge poetica riesce a sintetizzare l'unione tra sacro e profano. Che vuol dire? Questa cosa avviene in ambito linguistico, perché Marcello Soro scrive sia in lingua italiana che in romanesco, ma avviene anche in ambito concettuale, perché Marcello Soro riesce con disinvoltura a districarsi in componimenti spirituali, ma anche in invettive corrosive e polemiche. Quindi ecco, è uno scrittore molto duttile. Adesso, entrando nell'ambito del dialetto romanesco, devo riconoscere due meriti a Marcello Soro. Intanto ha dimostrato di avere una grande padronanza lessico-sintattica del dialetto romanesco, ma anche un'altra cosa, Marcello Soro è vicino come mentalità al dialetto romanesco. Questo volevo chiedere appunto a Marcello, il senso di appartenenza è un fatto anagrafico, un fatto che riguarda il tempo che una persona ha vissuto in un determinato luogo, oppure ci sono altre componenti? E contestualmente ti volevo chiedere di parlarci del tuo rapporto con la capitale. Ma in effetti nella tua domanda, che sono 3 domande, già c'è la risposta. Già c'è la risposta, nel senso che l'anagrafe è chiaramente importante per la formazione di un individuo, perché nascere in un luogo, già quando nasci respiri quell'aria di quel posto, ascolti i rumori, i suoni, i profumi di quel posto, quindi è chiaro che l'individuo già si forma in quell'ambito. Poi chiaramente il tempo nel quale trascorre in quella determinata zona o paese o città che sia. In questo caso i fiori sono un messaggio di bellezza, quasi l'unica speranza per la salvezza del mondo. Il messaggio di pace dei fiori. Colori assoluti, delicati, in una diversità cromatica. E osservo questo panorama di prati dai fiori adornati. Una natura elegante che acquieta. Quest'anima in cerca di pace cammina, cercando una meta, in un mondo che è senza pace, ondeggiando i fiori al passaggio del mio anelito inquieta, aprendo la via ad un viaggio che si mostra ai miei occhi infinito. Sono tanti colori, è un insieme, rimbalza un messaggio d'amore in un turbinio che è una speme che toglie dal cuore il dolore. È un mondo di fiori che vive di fronte all'umano.